Andiamo avanti con premio, ma io non so perché mi piacciono tutti questi premi, devo dire che sono tutti particolari, sono tutti meritati e sentiti per chi li riceve, ma secondo me anche per noi che li diamo. E quindi chiamo come anche una cosa particolare, perché questa, insomma, adesso ve la faccio raccontare. Award miglior cucina del fuori, oh grazie, dell'Alpe Adria, del fuori dell'Alpe Adria, fuori Modena, ma perché ha un gnocco fritto e di quei tortellini, ragazzi, che non occorre andare a Modena, ma poi del culatello, prego con la sigla andiamo. E il vento vi porta al Lido di Jesolo. Benvenuti. Allora, vi do... È alto lui, È altissimo. Tu hai perso tutti i capelli, lui invece sta bene. Io ho preso i miei. Li hai persi in cucina o quando facevi il commercialista? Quando facevo il commercialista. No, perché dovete sapere che questo ragazzo qua faceva il commercialista, poi un giorno ho detto, io mi sono rotto le balle di far conti, eccetera, eccetera. E ho detto, sono così appassionato dei prodotti che andava già a ricercare a Modena, che apro un ristorante e lo chiamerò Fuori Modena. Vero. Vero. Mi sento a disagio. Perché, no, davvero. Sei tra amici. È solo 4 anni che abbiamo iniziato questa avventura e trovarmi in mezzo a dei veterani come voi, dei professionisti che è una vita che fate questo lavoro, è un onore enorme e un'emozione grandissima, davvero. Non riesco neanche a parlare perché mi emoziona tantissimo questa cosa. La nostra è una cucina semplice, non è una cucina di ricerca, nel senso che non facciamo piatti con fronzoli o cose particolari, però c'è una grande passione, una grande curiosità sempre per l'eccellenza delle materie prime. Il nostro è un viaggio quotidiano a cercare sempre qualcosa di diverso, qualcosa di buono, qualcosa soprattutto che vada oltre, quindi piccoli artigiani, piccoli produttori, quelle persone che fanno dell'Italia un grande paese, un pensiero a Massimo Bottura che ha portato ancora una volta l'Italia al primo posto al mondo, e quindi credo che siamo fortunati a fare questo lavoro perché è un lavoro stupendo, straordinario, ed è una cosa grande soprattutto per noi, per l'Italia in generale, insomma. Sì, ma poi lì, cioè, il vostro tourtelin come l'hai fatto? Il tourtelin è fatto con mortadella, prosciutto crudo e parmigiano, però hai una bella selezione di prosciutto ci crudo. vuole la mortadella, il prosciutto crudo e il parmigiano. E il gnocco fritto? A voi piace il gnocco fritto? Ecco, allora alzate le mani, scusa. Facciamo un festone a Fuori Modena, non ci stiamo tutti, ma facciamo 2 giri. A lei, signor Suba, non piace il gnocco fritto? A Trieste non lo fate mica, mi sa. Vabbè, fate sempre andare tempo a trovare Fuori Modena la famiglia Roncaccioli qua. Facciamo parlare lo chef. Lui sta in sala, ma poi chi cucina è lui. No, ma in realtà siamo una squadra, no? Quindi è tutto frutto di idee condivise, ricerche e tanta passione, come diceva mio papà, prima di tutto. E quindi 4 anni fa, qualcosina di più, abbiamo deciso di lanciarci su questa avventura, no? Ripartire da quello che erano i suoi ricordi di infanzia, anche i miei, perché quando ero piccolo lui mi portava nell'Appennino, e quindi l'abitudine di mangiare certi piatti. Siamo partiti all'inizio conoscendo pochissimo, un territorio enorme alla fine, perché non è molto pubblicizzato, ma i produttori ci sono, hanno molta passione e molta etica, basta solo valorizzarli. Certo. E quindi far parlare quello che è la materia prima e un territorio veramente piccolo. Ma io mi domando, che a Vicenza mangiavano gatti, dici? Allora, non è la barzelletta, ma quando io porto il gnocco fritto con i salumi misti, tra questi salumi c'è il salame di felino. E voi non ci crederete, ma 7 volte su 10 devo specificare che non è gatto. Quindi, insomma, gatti a Vicenza, no? Ma tu sei a Roccazzoli, di dove sei? Sono Modena, non sei di Modena. Un applauso allora. Grazie davvero di cuore. Grazie, premio Maurizio. Meritatissimo. Andiamo in favore di camere, di fotocamere.
Eccolo qua, un bel applauso. Grazie Gnocco ancora. fritto alla grande, ragazzi. Grazie, ci vediamo più tardi, grazie, buona continuazione, ci vediamo più tardi.